Eccoci qua allora, benvenuti ancora a questa nuova puntata di approfondimento sui prodotti DOP e IGP del Veneto che Veneto Agricoltura Channel sta facendo per voi, perché è importante poi conoscere quelle che sono le eccellenze del territorio e chiudiamo questo ciclo sugli asparagi veneti. E ci mancava l'asparago bianco di Cimadolmo IGP e allora eccoci qua con il presidente dell'Asparago che è Paolo Zanusso, che è collegato, penso, da casa sua a questo punto, ma per saperne di più, allora vediamo questa scheda. L'asparago bianco di Cimadolmo IGP vanta origini antiche. Noto già agli Egizi e ai Romani, è citato dall'Agostinetti in un testo del 1679 presente negli archivi del comune di Cimadolmo. L'area di produzione comprende i comuni trevigiani di Cimadolmo, Breda di Piave, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola. L'asparago bianco di Cimadolmo IGP viene coltivato su terreni sabbioso-limosi di origine alluvionale accuratamente drenati. L'impianto si effettua solo con zampe o piantine esenti da malattie nel periodo tra marzo e aprile. È obbligatoria la pacciamatura, ovvero la copertura del terreno con teli scuri per mantenere l'asparago perfettamente bianco e impedire la crescita delle malerbe. I turioni si raccolgono dai primi di marzo, a mano, nelle ore più fresche della giornata. In ogni caso, il periodo di raccolta non deve protrarsi oltre il 30 maggio. La produzione massima consentita è di 7.000 kg per ettaro. L'asparago bianco di Cimadolmo IGP presenta turioni di forma allungata, di colore bianco, teneri e dolciastri, privi di fibrosità. L'odore e il sapore sono particolarmente delicati. I turioni devono presentarsi interi, senza ammaccature, puliti, privi di umidità esterna. Non devono essere vuoti, pelati o spezzati. Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia asparago bianco di Cimadolmo IGP, seguito dall'indicazione della categoria extra o prima, e confezionato in mazzi da 0,5 a 1 kg. Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo prodotto e il simbolo dell'indicazione geografica protetta. È ricco di elementi nutritivi fondamentali come calcio, fosforo, magnesio e potassio, vitamine tra cui la C, la riboflavina e l'acido folico. È povero di calorie e di carboidrati ed ha un alto contenuto di proteine. Si conserva in frigorifero solo per alcuni giorni. Cotto è ideale come contorno, antipasti e risotti, ma anche come piatto unico, proponendo il classico asparagi e uova, con olio o burro e pepe nero. Ecco, allora questa era la scheda di presentazione dell'asparago bianco di Cimadolmo, vedete un prodotto di eccellenza storico, addirittura come avete sentito già nel 1679 questo Agostinetti lo citava con un testo, quindi una storia lunga, però una storia molto giovane per quanto riguarda il presidente, visto che ti do del tu, scusami Paolo, hai 34 anni e quindi sei un giovane agricoltore, peraltro la tua famiglia non è una famiglia di agricoltori, allora come mai sei arrivato all'asparago? L'asparago, io sono nato per gioco quasi, per una sfida personale. Mi piaceva stare all'aria aperta, i miei genitori facevano asparago così, per passatempo e da lì, finite le superiori, finite i Cerletti, ho iniziato con il primo impianto di asparagi, son partito subito con i primi asparagi bianchi di Cimadolmo in serra. In quanti siete nel consorzio? Allora, attualmente soci siamo 20 produttori, di cui 15 aziende sono confezionatrici che marchiano anche il loro prodotto. È un prodotto di eccellenza, quindi si vende bene? Sì, 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 sì. Sì, vedo anche quest'anno, nonostante anche negli ultimi 2 anni, nonostante la crisi che c'è dovuta a questa situazione, però l'asparago ha la sua resa, quindi si salva lo stesso, bene o male, non ha problemi. Quindi vi mancano sostanzialmente i ristoratori.
Sì, ristoratori e un po' anche la grande distribuzione, purtroppo la gente si muove un po' meno, ma la mancanza maggiore sono i ristoratori che quest'anno son mancati completamente. Però, dai, non è male come annata lo stesso, non ci si può lamentare. Hai uno spot delle particolarità, ma veramente di eccellenza di questo asparago? Beh, questo asparago si presenta con un turione con una punta ben chiusa, dritto e bianco, perfettamente bianco, senza nessun difetto, spaccature o con magari alloni viola nel turione. Poi alla cottura diventa, una volta cotto, deve essere tenero e privo di fibrosità, ha una dolcezza che io dico altri asparagi non hanno, ha un'assenza di amaro che rende questo prodotto unico. E questo per il terreno? Sì, sì, il terreno è quello che dà questa caratteristica. Grazie al fiume Piave che negli anni, con le morbide degli anni addietro, ha lasciato questo terreno sabbioso limoso che dà questa particolarità al nostro asparago. Attenti a comprarlo con il marchio, immagino. Eh sì, sì. Se non ha il marchio non è asparago di Cima d'Olmo, solamente l'asparago che viene confezionato, marchiato con il sigillo e garanzia è Cima d'Olmo, tutto il resto è asparago normale. E per chiudere, a proposito dei produttori, i produttori sono tutti giovani come te? I produttori, io sono tra i più giovani, non siamo tanti giovani purtroppo, perché è una coltura che può avere uno sviluppo nei prossimi anni, quindi spero che ci siano altri giovani come me che ci credono e che investano in questo prodotto. E allora chiudiamo dicendo questo, qual è il futuro dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP? Il futuro dell'asparago, spero che ci sia degli aumenti di produzione, aumenti di superficie, nuove aziende. Anche con il consorzio stiamo cercando di inserire nuove aziende, di coinvolgere nuove aziende per aumentare la produzione, perché può essere una valida alternativa ai vigneti e al prosecco che abbiamo qua noi. Allora, grazie a Paolo Zanusso, presidente del consorzio dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP, una zona trevigiana. Complimenti, complimenti per il vostro lavoro e i nostri approfondimenti sulle dopo IGP e del Veneto continuano, l'appuntamento è a fra una settimana. Arrivederci a tutti da Mimo Vita.